Saluti a tutti i pipiedos e pipiedas e benito a Rausu. E si più da bella di che c'è stioi, con su solli, tutto i spilonezzo che canta, da stesso proprio in verano. Oggi si ollia leggi uno liburetto troppo bellicedo che è di Claude Boujon e su titolo è soggetto è il litigio. Ma os'altro, se sti mai capitato, c'è con uno amichetto, con uno fratello, con mamma, con babbo, con calincono, a me già è proprio nota, però io sempre tornavo a fare savagi. E questo conticetto è proprio dei due sconillos che a comincio punto amigos, agora cominciano a accettare ma di mala maniera e agora però tornano amigos. E iniziano a ascoltare da bene bene che si facile de comprendi e si piace lavoro da intendi e a quasi bieso che fece un trabalho pari e iniziando a frappago. Soggetto. Ci vianta un'otta duso niusu. In uno bivia da Bruno, un gonillo a colori de castangia. In cui su accanta bivia da Bigio, un gonillo a colori de ginigiu. A principio, i due biginus andanta di accordio meda, ed ogni mengiano si saludanta. «Saluti, Bruno!» narrà su gonillo a colori de ginigiu. «Asi più ita bella di desoli e fendi oi, Bigio?» arrispondia da su gonillo a colori de castangia. Una bella di però, anzi si fia da una dilleggia, ianta incomenzau a non andare pro di accordio. Bruno si inchiettata. «Ma gasti a dui ita gaddozzu chi esti gustu, tocca da sempre a me a bodirissarli sua, est una brigungia!» Agoa ia comenzau a si chesciare Bigio puru. «Ehi, ma ita de sa cuccau, ma mi da vascias a cussa radio, ca non c'era nessun manco intendi commenta resi cu ispisti in casa?» Dogna di, agattando una scusa vogettai. «Ma gastia di due cussa roba spratta, tira andai da luego su Bigio, non mi fai capire su panorama!» «Anda bene, Bruno, ma pica di gusto savoni, a su manco di sciacqua sa cavraga saventu!» A Savini Bruno ia da decidio di indivesare un muro. A su manco no più brusa cussa facci de conilu de Bigio, adiosu! Ma Bigio non fiata contento vonudda. Difatti si inchietta da meda, piga da un piccu e indisciuscia da su muro, fendidu in pruineddu di aici viticheddu ca si indiduviga da su bentu. Agoa comenzant a accettare di aderoso. «Sesi uno bandio sciusciadori de murusu!» iannau Bruno. «E tu sei uno furoni de logu!» di torra da Bigio. E ianto comenzau a si scudi de mala manera. «Ne, gusto pinnicosu!» narra uno. «E tu, pica di gusto bucciconi!» torra a s'atru. E in sunterisi che si pianta scudendi, lompi di un ombrejani molto de vamini. La vai, gusto du bucconeddu su che si punti scudendo a pari!» iannau. «Di aici sa cassa è finza troppo facili!» «Fai d'uno sattido, ma po' fortuna e dus conillus si indaccattanta in tempus e a s'ultimu momentu si incisticchi inti depressi in uno de dus unius, posi vuili de sumrejani. Pazienzia, si vunti vuius, ma non est accabada a noi. Murrungià sumrejani sticchendinci unu vei in suniu. Da ciappo uno basti chi siada, tanti a colori de castangia o a colori de cinigiu, tenenti totus su propriu savori. In sunterisi chi sumrejani faragonada intro de su niu, i dus conillus, a sutta de terra, fiant scarrafonendi in pari, po vai una galleria chi lompessi de su niu accanta. Di aici, in sunterisi chi sumrejani si inchiettata, ca non c'arrenescia da ciappai manco mesu conillu, Bigio e Bruno non diesint a forza de s'atru niu e si vuint all'estru. Candu sumrejani a Savini s'arroscidi de ciccai di acciappai sconillus, custu su fiant già attesu meda. De cussa dì, Bruno e Bigio fiant torraus amigus. Non c'è tanta brusu commente un'otta, scetti candu non di potiant proprio vede manco. In prusu iant decidio della stessa galleria ovetta, intri dus unius. Di aici si podiant abiri candu broia puru, e chi serbiada, cettai, chenza desisciondi. E dunque se pragia sta storiella de Bigio e de Bruno, i due sconilleddus, via da me da belligetta, e poi si da punò via da facile de comprendi.
In moi avarrai prontos, poite comenzaus a fare dus traballeddos, dus conilleddos, funti diversos, sia de materiali, sia de mannaria, sia de tutto, però funti facili meda de vai e con materiali che facilmente agattais in domo. E dunque cominciaus con questo che è un pacchetto brustentoso poita devi asciugare. Iniziando poi vai questo coniglietto si serve prima di tutto un vinziretto di lina che devi svintai. Devo gusto da poi batto a colore di ciniggio, poi nareuso impersonai a bigio, questo devo fare a colore di castangia, poi impersonai a bruno. E dunque mi serve di sa tempera a colore di castangia. Uno pinzello poi da sprazzinai, uno brattiglietto. Agora, quando è asciugato mi serve di sa tempera a colore di rosa, poi fai isorigas. Poi vai su naso, devo noi a comprare un roba di cose che può agattare in una bomboniera beccia. Poi ho agattato questa boccetta di polistirolo, ma che gli sti manitedda, però potete fare su caso nostro. E poi da bellire uno frocchittedo colorato, devo cucerare a colori di grogo. E dunque potete cominciare a fare questo traballetto, a irci in su interesi che agoffe su satro. Questa è quella callenti, non siete scariscesi, quasi serbidi, in su interesi che questa asciuga a feoso il satro. E dunque, prima di tutto mi pongo pago tempera a colori di castangia, marron, in su brattiglietto, però poi prima cosa, mi devo tirare i savati metallica del meso a suo vinziretto. Questa è una che si imparata un po' spalare questa roba e da ora fai uguale come ti piace prima. E dunque prima di tutto devo incollare prima di vintai, pongo pago colla in noi e mi dà incollo. Forse se non fate ancora callenti in me da sa colla callenti, però incolla da c'è tutto. Iarici. Allora mi piego su pinzello e su colori di castangia, di nuovo un pacchetto di bruso, e mi da bazzo, mi da vinto tutto. Massimamente questa batti, poi da questa deve essere savacci del suo coniglio. Questa si dà là su noi in pei, poi ci da biesi, palarrada, e da de palarrai. E dunque cominciamo proprio da savacci chi si interessa, da savacciata. Poi non c'è bisogno di dare a pateare intruso che tanti se non si vedi. La faccio di una passata all'estra, giusto da pintare pago in ogni luogo. Però è importante tornare a essere che sia da colorata bene sa facciata, sa facciata, sa faccia del suo coniglio. Sa faccia coniglio. Ci vuole in mezza maniera di fare il coniglio. Devo appusciare questa due che vuol l'estra e faciletta di fare a solo solo. Però ci di altre si può fare con una migia beccia, prena di cottoni o prena di arroso e cose di aici. Si può fare con su cartoccio che c'è stia intruso del su Scottex, insomma c'è molti maniera samela di fare con il leduso con materiali del riciclo, ma può essere un pacchetto diverso, sta cosa a puscerao da imperai o su vinzireddo e poi sappa fai a bere e tapo imperao poi vai sapro con il letto. In modo poi spacciao da due colorai e dopo in noi a intruso a asciugai. E inzando in su interesi che questo mi asciugano, spero che questa va all'estero, asciugai, comincia a fare, si fa sapere questo coniglietto, io ti comperavo poi fai questo coniglietto, però la sai mia, lo fai prima questa tempera che non mi serve più. Allora, poi fai questo coniglietto, mi serve prima di tutto una cullera di plastica. Poi mi serve 3 discus di cottoni, di gusto che si imperanta così mi dirai sul trucco che savacci, e dunque 1, 2 e 3. Poi mi serve i sferruso,
sa colla callenti, uno bello vrocco de dopo c'era o birdi, poi fai su questo uno che depois vai, e poi mi servidi, poi decorai savacci, poi decorai isoriga su colori de rosa, poi mi servidi uno pennarello indelebile, dopo c'era un duso, voita, poi savacci e me lo uso questo pitichetto, però poi fai questo in isoriga, forse si è meglio questo mano, ma bieso che l'imperai. E dunque, sa prima cosa de vai, esti, questo si dovevamo noi, penso che ci arrenesceuso dove vai a varrai strantaggio, ci dobbiesi bene e dovesi copiare bene. Poi prima cosa mi depo incollai i sarrogosi de cotoni. E dunque piego sa colla callenti in sa patti nareso con sa goba, dopo vai sa vacci e dunque sa isorigasa da depo sponni in sa batti in noi piego sa cosa de pappai in sa batti concava e dunque sa cominciato però con i due sarrogosi de cottoni e dunque pongo pago golla in noi e mi pongo su primo dischigeddo de cottoni e satto mi pongo a pallasa e dunque sa pongo pago colla in noi e finza sa pago in su disco di ananti ci guarda più frimo questo è il diadero facile de duvai ago ita de vai mi vigo i sferrosu e su de resi dischigeddo e mi faccio isorigasa facile a fare isorigasa de vai uno mesurundo una vatti e questa è già una allora mi do giro faccio uno mesurundo a sa travatti e questa sa fonti isorigasa torna a piegare sa collera pongo pago golla in noi a pallasa a una vatti a satra e ci incollo isorigasa del sugonillo nostro questo della sauce bianco che è bellicello bianco poi sbagliamo poi sa colla da te piavonni non mi deve tornare a girare e mi sono confondia sa colla da te più su bonni in noi ma con male che sta colla si mi tira dall'estero in noi savati una reuso fonduta e dunque sono tempo bonni in noi e in noi de colla la comanica mi sono accattata subito e aici savacci e si scrovetta e dunque se sono di casa punti pronta ma mi dà spinto, mi piego su pennarello indelebili e mi faccio savati da intruso che devo pintare de colori di rosa. Potete imparare uno pennarello nieto normale vero. E dunque faccio questa tutto la rosa ponni. Mi dovrò piegare su pinzello, ma che non sia l'equilibrio bene non di venuta, però mi srevi di gusto moi e pongo pago colori in noi, colori di rosa ponni, rosa ponni rotto e mi vinto in noi a intruso. Candide noi si rimeda in forasa aici mi sono fatta prima su zindani non da fare troppo mannasa cadesi non casa essi troppo a colore di rosa e di aici andrà bene agora mi piego torra sta colla e mi incollo in noi in questa roba del sugonillo pago colla e ci pongo su
frocco birdi chiappucerau diaici. Ma manca la scetti de vai isogusu su naso, sa bocca e i denti de conillo. E dunque, poi vai isogusu impero custo indelebili in mano. Poi vai is'altro dettaglio, ma forse si posso imparare il gusto e tutto, poi vai tutto. Poi mi bazzo su naso, pintato de nieto, sa bocca e poi i mustazzoso e i denti de conillo, però i mustazzoso e i denti de conillo mi do su vazzo con gusta che esti bruso finisceddas e andamelloso dentisi e i mustazzoso chi con di brubelliceddoso di conti finisi di aici. Belliceddo peroso, poi che ho usato ollesi, podesi pintai sa batti de su cottoni de su colore che si piace di bruso. De usi consiglio de tu fai prima però de un collai e mancai con is acquarettos poitta a varramellos sa tinta esti pruso tostada invece sa acquaretto andamellos oppure con un pennarello che vesi prusa all'estruguro e questo esti pronto dove usa su costato di gusto chi avarra da strantaggio su un pari in moi però si dovrà piegare su pinzire di una varanta si là su gusto e questo devo a su costato ma depois vai torrai a piegare su pinzire dove depois vai gusta io che sta asciugata insomma no bene ma non ti fai nulla insando poi prima cosa devo pintai de colore di rosa savati in suso de isorigasa per salici da stregio pago tanti sta tinta non si inviando a tutto però assomando da pozzo a quantai bene in mano aggiungo pago colori di rosa in noi conillo insomma è stato che non deve dare il strantaggio e mi piego su pinziretto dove asciugare a marolla ma che non si asciugare bene dunque se mi piego saponava del peso pintai savatti custavatti in noi non c'è molti si stamposo e dunque se mi piego su colore di rosa con su pinzello e mi vazzo savatti dei sorigasa in noi suso ci asciuga da tutto varesi cioè se manco ha bisogno di aspettare 2 volte se può asciugare acaba di asciugare su uno e l'altro sa tinta a colore di castangia e sa tinta a colore di rosa questo pure dopo si vede su colori violesi poi dopo fatto di questi colori poi vai su compagno del signor Biggio e dunque se una nota che ha fatto gusto dopo vai is'altro dettaglio e dunque se mi devo poni su naso prima però mi vazzo isoguso e il mustazzoso sono i baffi e dunque se feuso isoguso tutto uno sognedoso iaici poi feuso il mustazzoso puro però è meglio esemperai solo un arello noi forse di 3 righicellas e a goa dalle chiedo questa non essendo asciugata bene sta tinta la parata non va che brutto poi noi in mezzo ai mustazzo ci pongo pago golla su naso del suo conillo se non va che domani questo naso
bellicetto. E in ultimo vi dico ancora sta colla e in noi in basso ci appiccico su frocchettetto a colori de grogo, su frocchettetto grogo. E dunque signor Bigio e signor Bruno funti prontos, po' cettai e agora potrai a fare i vagi. S'altro coniglietto puro e sti pronto, mi pare che io si spacciao. E intanto si saluto e si ha un appuntamento a un'altra rotta, così legge un'altra storia e poi fai un altro traballetto pari. Si saluto meda meda, basi detto a tutti.